Crolla il sogno indipendentista. Per Alessio Morosini e la sua indipendenza veneta, il risultato di ieri è una pesante tegola da digerire. Il 2,5% delle preferenze non è sufficiente al movimento per entrare in Consiglio regionale. È un risultato sotto le aspettative, spiega amareggiato Morosin, che parla di una vera e propria discriminazione in tema di informazione nei confronti del suo movimento. È un progetto difficile da comunicare, ma anche un po' i veneti probabilmente non sono ancora pronti per l'indipendenza. E questa è una cosa che mi duole per loro, perché evidentemente ancora autonomia, che un'azione di questo nei confronti dello Stato che non può dare, ci procurerà altri 5 anni di agonia. Ma è soprattutto una lista civetta, secondo Morosin, ad aver pesantemente danneggiato Indipendenza Veneta. Io ho avuto molte preferenze scritte proprio nello spazio riservato alle preferenze a lista civetta. Questo dimostra quanto il 50% delle preferenze che ho perso io sono andate, nel senso il mio nome è stato scritto nello spazio a lista civetta. Questo dimostra che anche la legge elettorale è una legge poco chiara. Da Morosini i complimenti a Luca Zaia per il risultato ottenuto, ma resta l'amarezza per il risultato finale. Rispettiamo la volontà dei cittadini, riteniamo che non siano stati abbastanza attenti però nel valutare il quadro delle opportunità. L'indipendenza era l'inversione di rotta, l'autonomia di cui parla Zaia purtroppo è la riedizione di quello che abbiamo già visto, e quindi ognuno pianga il male che ha voluto per sé. Resta fuori da Palazzo Farrofini anche l'altro veneto di Laura Di Lucia Coletti, con lo 0,8% di preferenze, che dovrà guardare da lontano il lavoro in regione. Non è sicuramente un risultato positivo, ma lo sapevamo che sarebbe stata un'impresa difficile. Il primo commento di Laura Di Lucia Coletti: avevamo poco tempo a disposizione per far conoscere un nuovo movimento. In questa sconfitta però c'è una nota positiva: abbiamo messo giù il primo pezzettino per costruire un cammino nel quale, dai tanti messaggi che sto ricevendo, continua la Di Lucia Coletti, credono in molti. Andremo quindi avanti costruendo una rete di contatti che abbiamo già iniziato a prendere durante questa campagna elettorale.